Nicoletta, siamo a Lugano nella libreria magica che adoro tanto con la Lella e oggi rubo la pillolina a un mio amico che ha scritto un post bellissimo, un mio collega. Allora volevo leggerlo anche a voi perché penso sia veramente bello sul Natale. Arrivo subito e vi leggo quello che ha scritto. Grazie a Gianluca che ha voluto darci questo pensiero. Senti Lella, ormai è partito il countdown verso il Natale. Basta guardarsi attorno per capire che tra luci, addobbi, guarda caso, iniziative e super promozioni a distanza di un mese siamo già sotto l'albero. È interessante comprendere come le stagioni replichino la vita. Come tutti desideriamo l'estate, dove c'è caldo, luce, gioia e tanta spensieratezza, l'estate è sempre seguita dall'autunno, dove i colori si ingrigiscono, le giornate si accorciano ed arrivano i primi freddi. Così ci sarà l'inverno e tutti ciclicamente la attraversiamo, con le sue gelate improvvise, con i suoi lunghi bui, con pochi fiori e pochi germogli su cui posare l'attenzione. Eppure l'inverno culmina con il Natale. Il solstizio è solo 4 giorni prima. In una nuova nascita, in una nuova vita, in un nuovo te, e dal Natale riparte il ciclo. E, quasi un mese prima, iniziamo a prepararci a pieno ritmo perché sappiamo che arriva. Dovremmo fare così anche nella vita. In pieno inverno, in pieno buio, in pieno gelo, addobbare, colorare, illuminare tutto. Tanto il Natale arriva, sempre, nonostante tutto, anche se tu le luci non le accendi. È la vita, preparalo, preparati, goditelo e buon Natale, il tuo. Grazie a Gianluca che ci ha dato questa pillolina e anche se è un periodo magari di inverno per te nel cuore, come puoi accendere le luci del tuo Natale? Perché il Natale arriva sempre. Da Nicoletta è tutto, da questa splendida libreria di Lugano, la libreria Velti in quartiere Maghetti. È tutto e ciao, alla prossima pillolina, ciao!